Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young, benvenuto alla Taverna Friuli Wine. Buongiorno a tutti, buongiorno. Una puntata importante oggi, una puntata importante e veramente divertente, che oggi abbiamo il grande Adriano Gigante come ospite sul podcast. Una podcast lunga che copriamo tante diverse cose. Cominciamo con un po' della informazione dell'azienda, dopo andiamo a parlare di un grande progetto, una grande idea che ha Adriano per promuovere il nostro territorio, e dopo torniamo un po' di parlare della sua azienda e dopo finiamo con una bella paragone del mondo di vino con il mondo del ballo. Veramente bello. Grandissime ospite Adriano Gigante. Ci sentiamo di più di Adriano prossimamente quando si comincia la nostra nuova serie di mini puntate. Si chiama Dal Vignetto al Calice o qualcosa simile di quello, dove parliamo con il consorzio di Colli Orientali del Friuli, con Matteo Bellotto, Francesco Scalitaris e altri personaggi importanti del consorzio, parlando un po' delle particolarità delle varietà di uva che si coltiva in Colli Orientali. Molto interessante questo che sta arrivando, sto lavorando su queste puntate in questo momento. Adesso cominciamo con questa bellissima puntata con Adriano Gigante. Eccoci qua con Adriano Gigante del Gigante Winery di Corno di Rosazzo. Grazie tantissimo Adriano di passare un po' di tempo con noi oggi. E volevo chiederti, cominciamo all'inizio, parliamo un po' per le persone che non conosce bene l'azienda, un po' la storia della tua famiglia e dell'azienda che gestisci. La famiglia faceva, prima di fare viticoltura, diciamo, o agricoltura, come vogliamo definirla, facevano i mugnai. Mio nonno ha fatto quasi 30 anni di mugnaio in giro per il Friuli, finché poi si era posizionato, ha fatto un po' di anni a Vencò, dove adesso c'è il ristorante della Klugman lì. Ah sì? Sì, esatto. Era proprio lì? Sì, la casa, diciamo la casa attaccata, Ah, ok. dove c'era il mulino, sono stato lì un po' di anni, e fino a febbraio 57, dove da lì si sono spostati e sono venuti in Rocca Bernarda, Ok. e si hanno portati una mula e una vacca. Questa è stata Ok. l'eredità che si sono portati, diciamo, come eredità normale, insomma, no? Tutta la storia che avevano era quella, insomma. Sì. Sono arrivati chiaramente come in affitto, Ok. 57, poi nel 62 invece hanno comprato con la piccola proprietà contadina, Ok. un'azienda che aveva circa 15 ettari. Nel frattempo, casualmente, io sono nato a dicembre 57, per cui io dico che sono nato ho gli stessi anni dell'azienda. Ah, ok. Una casualità questa, ma L'azienda è nata con te. esatto, sì. Ok. Diciamo qualche mese di differenza, ma all'interno dello stesso annata sono nato anch'io. Una casualità così, insomma. E l'azienda chiaramente era a carattere misto, avevano pian piano avevano una piccola stalla di 6-7 capi, 8 capi, piccolina, e subito dopo mio papà ha comprato un paio di cavalli che usava per i lavori, Ok. ehm,
E da lì c'era una vigna unica, che è quello che oggi è definito il vigneto storico. Allora già esisteva questo Sì, vigneto? sì, Sì, infatti sì. io l'ho denominato poi vigneto storico, che è più vecchio dell'azienda. Aveva circa dai 13 ai 15 anni di vita quando loro sono arrivati lì. Ah, okay. Qui oggi ha È ancora, viti vecchi come quella volta, non è mai cambiato, stirpato, no, cambiato i viti, è no, no, sempre no. quello. Okay. No, sempre quello. Noi abbiamo circa un 40% di viti che sono in questi 80 anni che sono chiaramente o da mal dell'esca o morte, che noi abbiamo fatto rifare. Oh sì, okay. Abbiamo fatto rifare con le stesse viti, le ripiazziamo e via, insomma. Qui abbiamo un 60% di viti ancora Okay, quelli originali. vecchi. Ecco, e E poi allora non era proprio vino che era il focus dell'azienda dall'inizio. Come tante aziende in Friuli, c'era sempre un po' di animali, un po' di vino, un po' di, non lo so, altre sì, coltivazioni. no, tutte era un'azienda a 360 gradi. Allora, Esatto, come tante storie che l'ho sentito sempre qui in Friuli. praticamente, chiaramente problemi economici erano abbastanza grandi, se vogliamo, quegli anni. Ad esempio, insomma, mia mamma si piantava il mais, all'interno si piantava le varie verdure, piantava fagioli, robe che poi raccoglieva, andava a Cormons, a mercato, a venderli. Ah, okay. Poi, si tiravano su i maiali, si faceva avevamo, sì, piccola produzione, ma nel senso, aveva la scrofa, faceva maialini che andava a venderli. Cioè c'era avevamo conigli, avevamo un po' di tutto. Buona parte di questo veniva usato chiaramente per uso familiare, ma una parte veniva anche venduta. Cioè si facevano tutta una serie di piccole cose che servivano, insomma, a poter stare in piedi, insomma, Sì, no, esatto, per vivere, ma anche per guadagnare. chiaro, chiaro. Sì, Sì, esatto. per poter fare cosa, mia madre andava giù, vendeva la verdura, poi magari passava a comprare le 4 robe che gli servivano. Si andava in bicicletta a Cormons, non è che i primi anni andava giù con la bicicletta con 2 Mh. cesti, per capire. Pensa a te. Sì, Beh, sì, non è vicino, no, no, sono comunque un 7, 8 chilometri, e Okay. qui si capisce che quello che facevano quegli anni per poter, diciamo, arrotondare i sistemi, poter avevano energia a manetta, proprio una voglia di fare incredibile. Poi tutti i lavori venivano fatti anche molto in fine settimana, perché aveva dei fratelli che lavoravano, magari dopo sono andati a lavorare in fabbrica, ma i lavori grossi si facevano quando loro rientravano e via. Okay. E si è andati avanti pian piano con un sistema misto così, pian piano, e cominciando a piantare. Cominciando a piantare. I primi impianti mi pare fatti di Pinot Grigio, poi del Merlot e avanti, insomma. Io ho cominciato a 16 anni a lavorare in azienda, per cui col 2023 sarà la mia 50ª vendemmia che lavoro in cantina. 2023 sarà 50° 50º di lavoro da in cantina, sì. wow, okay. Sì, sì. 73, 2023. Esatto. Ho Bello. cominciato a Beh, 73, 2023 saranno 50 anni che lavoro in cantina. okay. E pian piano, dopo circa penso 20 o 25 anni, praticamente l'azienda è diventata totalmente a carattere vitivinicolo. Okay. E E questo è sempre stato il tuo idea? Perché se io ricordo bene un po' delle storie che hai raccontato nel passato, non era il tuo intenzione di diventare viticoltore, no, no? no, io ho addirittura mollato la scuola per questo, perché ho fatto 2 anni di agraria, ma entravo a scuola e non stavo bene, varcavo la soglia, mi cominciava a venire mal di testa, un po' di tutto, e dopo 2 anni ho mollato perché la mia intenzione era di aprire un'autodemolizione. Autodemolizione. Sì, avevo la passione Okay. di Di macchine? prendere le macchine, smontarle e rivendere i pezzi, insomma. Infatti io volevo aprire un'autodemolizione proprio in un angolo, di un terreno che avevamo, che non produceva tanto, e in realtà mio papà ha cercato di fare un po' di tutto, poi io tenevo anche la famiglia, e alla fine pian piano sono rimasto sempre lì, e ho cominciato, diciamo, a affezionarmi un po' al sistema e andare avanti, insomma, no. Poi ho cominciato a partecipare, per potermi avvicinare, no, ai vari sindacati, compagnie. È stato un po' questo mi ha portato, perché
è stata una cosa un po' strana, no, io mi ricordo mi iscrivo, che ne so, Coldiretti, Mh-mh. e dopo pochi mesi mi fanno presidente del territorio, cioè della zona. Okay. Ed è stato un po' tutto così, no, con la fiera dei vini, con altre cose, cioè io, sono stato un po' dappertutto dove sono sempre stato preso bene, insomma, sono sempre stato un po' coccolato, se vuoi, dalla gente in giro Esatto. che credeva in me, insomma, in una persona equilibrata che poteva dare una mano al territorio. E questo un po' mi ha avvicinato un po' a questo sistema, e non ho perso la passione della demolizione. Dopo 50 anni ce l'ho ancora dentro, perché proprio era una mia passione molto forte. Però da lì, insomma, allora ho pensato che, uno dei concetti, dato che io non avevo questa grandissima passione, l'idea che mi è venuta è stata quella di cercare comunque di fare, un qualcosa di qualità. Dal punto di vista commerciale forse non ho centrato l'obiettivo, perché, la qualità non sempre paga in assoluto, Ah, okay. perché paga molto di più la qualità economica, che è un concetto un po' diverso di quello che è la qualità assoluta. Spiegami questo. Qualità economica o qualità assoluta? Beh, la qualità assoluta, non tiene conto dei parametri puramente commerciali, ma tiene conto della qualità e basta. Qualità economica tiene conto di una serie di parametri, in cui tu affronti mercati un po' diversi, lavori molto spesso più sui numeri, ci sono vari esempi. Io dico ogni tanto, io quando faccio anche adesso le degustazioni, che faccio così, di guidate in cantina e quant'altro, io dico che ad esempio noi abbiamo vicino a noi Spessa di Cividale, che c'è l'università della qualità economica. Ci sono delle aziende che hanno capito realmente qual era e hanno fatto, se vai a vedere gli sviluppi che hanno fatto, enormi, dove tendenzialmente hanno fatto una qualità buona, ma legata più al fattore economico. Non hanno puntato su una qualità assoluta di livello come han fatto altre zone, non so, del Collio, ma anche qualche azienda orientale in particolare. Tendenzialmente è diverso, cioè dal punto di vista economico paga meno la qualità assoluta, se non in casi eccezionali. Ecco, questo è un dato perché, ehm, o noi non siamo riusciti a dare, come territorio un input di quello che è la qualità assoluta, anche perché la qualità assoluta dovrebbe avere un prezzo delle bottiglie molto più alto, e il mercato forse, non siamo riusciti a dargli questo impatto di questo valore. E difatti se andiamo a vedere oggi anche il valore di quello che è il concetto dell'ettaro, no, che ti dà la reale portata di quello che non è più legato all'azienda Pinco Palla, ma in generale, ti dice quello che è il valore, no, intrinseco della produzione, dove c'è qualità assoluta il terreno non ha quel valore dove c'è una qualità economica. Okay. Tendenzialmente questo è un po' la realtà che viviamo. Considerate che, ehm 30 anni fa, tendenzialmente il valore della collina era triplo della pianura. Oggi la pianura, non parliamo se hai prosecco, ma vale il doppio della collina, se non più. Allora stai dicendo che il valore del terreno, allora il valore per un ettaro di terreno è meno collegato con la qualità di vino che produce e più collegato alla rendita È di chiaro, questo ettaro. è molto semplice. Esatto. In questo modo se io posso guadagnare più in pianura, il terreno e questo ettaro vale di più. È chiaro. Ah, okay. Interessante questo. Sì, sì, ti Interessa porta è molto tu vai a vedere il reale, diciamo, perché uno che fa investimenti, poi ci sono delle cose un po' particolari di un'azienda che è riuscita a fare però nella realtà media, se vai a vedere un prezzo medio territoriale, questo è legato un po' all'utile che hai nell'azienda. E noi, secondo me, nelle zone collinari abbiamo tendenzialmente, un reddito abbastanza basso per ettaro rispetto a quello che ha oggi la pianura, e difatti i risultati sono che, negli ultimi 25 anni c'è stato questo cambio radicale di valori. questo non sapevo che c'era questa differenza che e questo concetto della qualità economica, stai parlando di seguire un tipo di stile? Seguire cosa richiede il mercato? In questo modo tu puoi vendere di più o più facilmente
guadagnare più facilmente e così invece di guardare la qualità assoluta del prodotto, puoi forse sacrificare un po' della qualità del prodotto solo per avere un prodotto più facile da vendere e più facile da guadagnare. Stai dicendo questo? Ma diciamo che allora nella teoria è così, poi Nella nella teoria. pratica non è proprio così facile, Ok. perché o decidi di fare come ha fatto qualcuno delle commerciali, perché altrimenti molto spesso all'interno di aziende non enormi, perché sappiamo qual è più o meno l'ettarato medio, no, di un'azienda in Friuli è abbastanza basso, se vogliamo, tolto circa il 10-15% delle aziende che sono aziende importanti, ma non c'è più del 10% di aziende che hanno strutture importanti come ettari. La maggior parte sono aziende familiari con pochi ettari, per cui diventa complicatissimo il pensiero di fare di usare 2 mezzi, capito, cioè che puoi fare un po' di qualità economica, un po' di qualità assoluta. Per cui nella realtà, non c'è tanta alternativa a noi, quella se non quella di fare una qualità, diciamo, di un certo tipo. Solo che probabilmente per una serie di coincidenze, credo che non siamo riusciti a dargli il giusto prezzo. Io ho la convinzione che la qualità che abbiamo, sui territori che io definisco ad alta vocazione viticola, no, che come ripeto ogni tanto sono le zone classiche dove è nata un po' la viticoltura, no, che può essere sia Corrientali che Collio, e in particolar modo tendenzialmente io son convinto che i prezzi delle bottiglie siamo sotto, ma non di poco, forse anche del 50, se non 70, 80% Wow. rispetto di quello che poteva essere un prezzo che era poco importante se si produceva qualcosa in meno quello che era, ma di dare un ruolo forte, no, a quello che è un territorio d'alta vocazione viticola. Do- E lì, c'è mancato forse il fatto di il Friuli ha sempre vinificato per monovarietale, no, ehm, tendenzialmente questo forse è stato il grave errore della collina, no, perché credo che, ehm, le ultime come si chiama, risultati proprio, questi giorni qui è uscita, una guida che fa la guida delle guide. Io quello che ho notato, no, che su 20 vini, friulani nei migliori 30 italiani, per cui c'erano 20 friulani, 8 erano uvacci. Ora considerate che Mamma, l'uvaggio oggi non ce n'è molto in Friuli Venezia Giulia, anche perché purtroppo no. il mercato non lo ha ancora preso, però lì quando tu hai nei migliori 30 vini bianchi italiani, no, come media delle guide, ne hai 8 friulani che sono uvaggi, ti fa capire che, la realtà, l'alta qualità sta in questo sistema. Ma sarebbe stato questo avrebbe cambiato la vita di un territorio. Nel senso, se tu fai un uvaggio, no, un uvaggio bianco, in particolar modo, se definendolo ad esempio coi vitigni autoctoni, no, ma non è detto che puoi farne 2, un autoctono e un internazionale, non c'è niente di strano. E gli dai 2 nomi precisi, quelli rimangono tuoi, di quel territorio, non copiabili da nessuno, mentre il varietale lo piantano dove vogliono Ah, ok. e lo producono, con costi di produzione che sono 1/3, 1/4, 1/5, dipende un po' dove si trovano e quanto producono per ettaro e quanta meccanizzazione hanno, e tu te lo trovi in giro per il mondo che poi uno compra quello perché dice: "Perché devo stare a comprare quell'altro solo perché ha una qualità un po' più alta?" Non esiste, ma invece se oggi l'unicità è una cosa di un'importanza incredibile. E l'errore che abbiamo fatto, secondo me, nei territori ad alta vocazione era quella di creare un paio di uvaggi, poteva essere uno di autoctone e uno di internazionale, uno sui vini rossi. Noi con 3 varietà potevamo avere 3 vini che non erano copiabili da nessuno. È come dire Chardonnay e Montrachet, no? Montrachet è Chardonnay, però Chardonnay si può fare anche in Cina, se vuoi, anche in Russia, però Montrachet lo fai solo lì. Esatto. E allora questo era il sistema e proprio questi risultati io già anni che dico, no, io assaggiando, ad esempio gli uvaggi che facciamo, che sia Corrientali o Collio, indifferente, ehm, vengono fuori risultati eccezionali. A me piacciono di più quei 3 autoctoni, no, che è Friulano, Malvasia, Ribolla. Ma, questi
se tu gli dai quello che è importante però, sarebbe che non che Gigante, o qualunque altro produttore friulano, che si chiami Venica, che si chiami anche Buttussi o Specogna, quello che è, faccia il suo col suo nome. No, l'uvaggio deve essere fatto con un nome territoriale, di modo che quello diventa un numero di bottiglie che girano nel mondo e viene riconosciuto. Esatto, un tipo di massa critica. Sicuro. Io addirittura, la mia teoria sarebbe stata quello di creare questi uvaggi e farli insieme al Collio e al Berda, di modo che un grande bianco del mondo verrebbero in questo territorio a prenderlo e sarebbe indiscusso. Certo. E non sarebbe legato al vitigno, ma sarebbe legato al territorio, perché tu metti insieme, gli dai un nome preciso e questo secondo me è la strada del futuro. Cioè, prima partiamo a fare questo, prima cominciamo a differenziarsi, perché altrimenti noi facciamo un Pinot Grigio che ha 95 punti, 96, 97, non conta un tubo, perché l'importatore americano compra un prodotto marchiato che sia delle Venezie o Doc Friuli o quant'altro, ha un costo di produzione che è un quarto di quello che ci costa a noi, e questo dice: perché devo stare a spiegare roba di questo tipo? Infatti. Ma se invece quello lì non è un Pinot Grigio, ma è un bianco fatto dal territorio, col nome del territorio, questo diventa un qualcosa che non ha confronti con nessuno e il prodotto diventa tuo. Uno che vuole quel prodotto lì deve prenderlo in quel posto perché è fatto in quel modo e tu racconti il territorio, il terreno e quant'altro. Per cui si può fare solo lì. Esattamente. Esatto. Allora, tornando un po' del discorso dei prezzi, che ha detto che 60, 70, 80% o meno, perché c'è questo, non lo so, depressione dei prezzi, perché ci sono dei prodotti di altre parti nel mondo, dell'Italia, del mondo del vino, dove i vini costano molto di più e la qualità sicuramente è uguale se non inferiore a tanti di nostri, soprattutto bianchi, ma adesso anche rossi. Cos'è la pressione che tiene giù questi prezzi? È il mercato o la paura dei produttori? E questa è una domanda a cui non è molto semplice rispondere, però io ti ho già risposto un po' sul concetto di prima. Cioè, se tu continui a produrre un prodotto che ha stesso identico nome, che deriva da un territorio, se vogliamo, non molto diverso, ma che ha costi di produzione che sono di un quarto di quello che ti costa a te, hai una grande difficoltà a spiegare al mercato. Cioè, di spiegare al mercato la differenza in prezzo. Di questa differenza che è normale che ci sia, perché hai costi di differenza enormi, però è molto difficile che diciamo riesci a portare questo sul mercato, proprio perché bisogna, oggi l'unicità è una cosa importante, cioè, credo che dobbiamo ragionare sul fare, allora, chi lo ha fatto, chi è riuscito a farlo, in particolare aziende un po' strutturate, importanti, che hanno creato delle unicità assolute, no? Cioè, poi il resto sono state trainate da come si chiama, anche da vitigni internazionali e quant'altro, però l'immagine l'hanno creata sempre con dell'unicità, no? Cioè, gli esempi, parlando di aziende importanti, insomma, Vintage Tunina nasce come unicità, se vuoi, no? Che poi ha trainato tutta un'altra serie ha creato delle cose. Cioè, io credo che l'unicità, ma invece di fare l'unicità aziendale, io sono dell'idea che l'unicità venga fatta a livello territoriale attraverso un consorzio. Cioè, il consorzio dovrebbe pensare, e se andiamo a vedere, cioè l'Amarone non è fatto di un vino, no? È fatto da 3 uve. Certo. Ebbene, e allora qui bisogna fare uguale. Cioè, creare un vino con un nome fatto con un nome con più uve, di modo Esatto. che quello diventa poi territoriale. Ok. Cioè, io credo che più che altro è questo che non siamo riusciti. Poi qualche azienda ce l'ha fatta, ma però forse il 2-3%, 4% delle aziende è riuscito a fare questo. È difficile perché il carattere del viticoltore, del produttore in Friuli in generale è molto individuale, no? Che vuole essere lui di essere il protagonista, che lui vuole non vuole cambiare la sua sistema, la sua tradizione per cambiare, perché ho fatto una grandissima, ma questo potrebbe essere parlare anche di te, perché tu sei conosciuto per grandi monovarietali, di Tokai,
di Malvasia, di Pignolo, e se domani qualcuno ti dice no, Adriano, tu devi fare un uvaggio rosso e un uvaggio bianco, sicuramente c'è un po' di resistenza a questa idea anche da te. Come si può risolvere questo problema? Allora, purtroppo commercialmente, allora io avevo già cominciato un po' di anni fa, no, a fare qualche blend così. E commercialmente quasi tutti gli agenti mi dicono: "No, no", dice: "È molto più facile vendere il varietale perché è più conosciuto, è più semplice", no. Però ricordiamoci che le cose semplici, mediamente, molto spesso non dobbiamo fare le cose troppo complicate, ma le cose troppo semplici, mediamente, non hanno una vita molto lunga. Cioè, devi pensare di fare un qualcosa anche di diverso, alternativo. Nella realtà, dal punto di vista qualitativo, sembra che anche i tecnici danno che quando tu metti insieme vari prodotti, e io ho una dimostrazione in azienda, anche lui guida appena uscita mi ha messo il blend come primo vino dell'azienda. Non mi ha messo il vigneto storico, ma il blend è stato messo, è arrivato 11° sui migliori 50 bianchi italiani, ed è un blend fatto da Friulano Malvasia Ribolla. E come si chiama? Questo è un prodotto nuovo? Sì, è un prodotto che adesso gli ho appena dato un nome nuovo, Ok. e che si chiamerà Sartoriale, perché è legato un po' l'idea che ho, ma io il nome Sartoriale lo cambio domani mattina se ne facciamo uno a livello consortile, perché Ok. secondo me il concetto è quello di arrivare a un nome. Io ci ho messo un nome mio perché, l'ho chiamato Sartoriale perché potrei cambiare, leggermente, perché la mia teoria ad esempio dell'uvaggio da fare per farlo decollare è quello di mettere almeno il 50% di friulano a completamento con malvasia o ribolla o entrambi, di modo Ok. che anche se uno non ha uno dei tre, ad esempio non ha la malvasia, può farlo lo stesso. Ci sono degli esempi di prodotti molto alti, vedi Biancosesto ad esempio, che è fatto da friulano e ribolla, che funziona benissimo, come Sì. altri che magari c'è friulano e malvasia o i tre assieme, insomma, che danno risultati eccezionali tutti quanti. Per cui l'idea sarebbe quella di creare col consorzio un sistema in cui 50 friulano a completamento di malvasia o ribolla o tutte e due assieme. Ok. E questo secondo me, delle prove fatte sia in Collio, che ce n'è parecchi, sia anche nei Colli Orientali, i risultati sono altissimi, ma il concetto sarebbe quello di arrivare a un nome territoriale, capito? Allora questo cambierebbe la vita dal punto di vista commerciale. Sicuro. Ci vogliono Hai qualche idea in mente come nome per questo tipo di... È poco importante secondo Poco me. importante? Sì, No. importante che sia unico. Ok. Cioè voglio dire, poi lì è meglio che ci studi qualcuno che è di mestiere che lo fa, no? Ok. Di Per marketing, Sì, di... Ok. perché a me era venuto in mente per il nostro territorio, non so chiamarlo Longobardo, però è anche complicato perché è registrato già in tante parti, per dire un nome, ma io credo che sia poco Ok. importante il nome, no? Cioè E stiamo parlando di Colli Orientali, Grave, Carso, Isonzo, tutto si può fare questo tipo di... no, No. no, Ah, ok. no, Solo cioè Colli Orientali, Berda è forse? chiaro, cioè Solo colline. solo le colline devono fare Ok. questa tipologia, perché hanno costi Ah, diversi, ma non ok. perché dall'altra non si faccia un vino, No, buono, fanno dei ma buoni vini. ma Ah, ok, perché però ha un certo tu costo di tu hai produzione. costi di produzione, vini che vengono fuori diversi, ma tu devi dare un ruolo completamente diverso. Per quello deve essere un nome preciso per quel territorio lì, e non Ah, che il Gigante lo chiami in un nome e Butussi in un altro e Venica in un altro e capisco. quant'altro. Ok, Cioè ok. il territorio possiamo farlo anche con orientali, il Collio, ognuno per conto suo. A me piaceva il fatto di essere uniti perché dichiaravi che quel territorio nel mondo, il grande bianco, viene da lì. Ok. È stata la mia teoria di... Non è una denigrazione della pianura, No, no, no. è dare un ruolo a quel territorio lì che ha sistemi di gestione, di terreno, di costi e quant'altro molto diversi. Ok. E non fai lo stesso vino come nome che viene fatto nelle altre zone. Questa è la Capisco. realtà. Sì, esatto. Bello, molto, molto Cioè interessante questo questa secondo idea. me è una cosa che dobbiamo cercare di velocizzare, sarebbe da fare immediatamente anche in particolare nei colli orientali che cominciano ad avere più del 30% di rosso.
di fare anche un rosso così, magari con gli Ok. autoctoni, e credo che è una strada da percorrere più velocemente Mm. possibile. Allora tu cominci a dare ruolo e parte e anche economia a questi prodotti. Perché ci sono diversi movimenti, uno che viene in mente subito sarebbe di Savorniano, che adesso Savorniano un po' sta diventando sottozona e loro vogliono fare il loro bianco che mi sembra è Ribolle Piccolit o Tokai Piccolit, mi sembra. È un uvaggio così, che è bello di fare un uvaggio buono. Ho fatto anche delle puntate che ha parlato di questo concetto. Però c'è anche, o almeno c'era, questo discorso dell'idea dei cru, no? Allora devi prendere un posto come, non lo so, Butri o Abbazia di Rosazzo come cru, perché Rosazzo è una sottozona adesso, no? Giusto, è anche un DOCG, se Io sì, io sì, ricordo. sì, sì. Esatto. Abbiamo Romandolo, abbiamo Cialla come un sottozona, adesso sottozona di Savognano. Questo può combaciare con questa idea di fare un unico bianco di territorio. È una cosa che si può andare a parallelo o questa è un'impedizione, che è un problema che forse complicare questa idea tua? No, no, allora, secondo me il bianco fatto da territorio crea l'immagine di un territorio in senso generale e dà un ruolo forte. Poi, se qualcuno ha abbiam parlato prima del mio vigneto storico, Ok, ha un prodotto particolare che un fa una cru. cosa, un cru particolare, questo lo sviluppa a livello aziendale, ma Ok. questo è una cosa. Ma perché E le noi sottozone? perché noi oggi abbiamo tendenzialmente, ho detto prima, un prezzo troppo basso del territorio? Mhm. Perché non siamo riusciti a dare ruolo al territorio. Per cui noi dobbiamo alzare il territorio prima di alzare il brand, perché altrimenti fino adesso abbiamo fatto un lavoro di brand. Tu hai detto prima, io non sono tanto convinto che i produttori non siano contenti di poter lavorare in qualche modo assieme, è che non si trovano molto spesso le soluzioni per fare questo, Ok. no, o qualche volta le proposte sono troppo, come posso dire, troppo, fatte da qualcuno troppo presto, che non c'è ancora, quest'idea di portarla avanti. Però nella realtà per me il produttore, se si ragiona un po' anche viene dietro, insomma, a un sistema. Però quello che conta secondo me è il territorio deve crescere. Io non sono mai stato fortemente favorevole alle sottozone, Ok. perché tendenzialmente tendono, allora mi piace il fatto che tu fai una sottozona e quel territorio si trovano assieme, crescono e questo è un fattore fortemente positivo. Ma è un frazionamento. Allora, se noi parliamo di cose particolari, di qualche nicchia così, però credo che la base deve essere che quel territorio ha creato un'immagine forte. Poi dietro che venga qualche piccolo sottozona, qualche piccola cosa, ci sta bene, ma nulla vieta che nel territorio di Savorniano, che fanno questo prodotto qui particolare, che sarà legato a pochissimi ettari, che alla fine hai grandi difficoltà a farlo diventare un qualcosa di importante anche come riconoscenza, no, nel sistema diciamo, se vogliamo nazionale o internazionale, nulla vieta che possano produrre questo bianco che dico io col sistema territoriale, ma che rimane comunque in quel territorio e che non è copiabile da nessuno. Cioè, invece di fare delle micro cose, fai un qualcosa che comincia a avere se, diciamo 150 aziende di colli orientali Mhm. cominciano a produrre questo uvaggio bianco chiamato Pinco Palla, no, quindi perché secondo me il nome Meno ha un ruolo, importante. ma è molto meno importante. Ehm, Questi cominciano a girare e si comincia a cominciare a avere più di qualche giornalista che dice: "Ma là fanno 'sto vino che è particolare, che deriva dalla quella cosa lì, è molto più interessante che parlare di un grande Pinot Grigio di questo territorio." Non so se Giusto. mi spiego. Giusto. No, no, no. Perché hai fatto un lavoro da territorio, hai fatto un qualcosa che hai studiato dentro prima, ma comincia ad esserci un numero importante di aziende che lo fanno. Non c'è Gigante fa il vigneto storico, bene, bravo, a posto, ma il vigneto storico ci sono 10.000 bottiglie vendute, finita la cioè nel senso,
non dà un ruolo di importanza al territorio. Ok. Anzi, qualcuno potrebbe dire domani, ah sì, se solo lui che lo fa buono. Per l'amor di Dio, non vorrei mai che uno mi dica una roba del genere, perché mi fa star male, voglio dire, no? Perché io penso che il territorio è ad alta vocazione tutto, no? E quello che ho notato è che negli uvaggi si va verso l'alto in maniera sistematica. Cioè, è l'esempio che ho detto prima, che su 20 bianchi, 8 sono uvaggi, dei Sì, sì, friulani, sì, è un esempio classico. sì. Vuol dire che l'uvaggio funziona, ha risultati incredibili e tu avresti il prodotto da territorio. Cioè, Ok. e questo farebbe crescere l'immagine e i prezzi andrebbero su, perché tu fai crescere l'immagine del territorio. Anche la sottozona, secondo me, domani avrà utili di questo. Anche quello che fa magari la piccola produzione, le cose particolari, ma tu hai fatto crescere la base del sistema. Ok. Questo è quello che conta, secondo me. Allora, si cresce da sotto Esatto. praticamente. Ok, e dopo quel punto del piramide diventa quella chicca, quel piccolo posto, Esattamente, che fa quel curiosità, quel crew dove si fa anche un altro vino un po' particolare, però stiamo parlando di una piccola produzione, come hai detto tu. No, piccole ma produzioni. se tu hai già Dobbiamo pensare di un mercato se tu hai già basso. alzato il livello di questo sistema di base, quello lì diventerà ancora molto più alto, perché quello diventa la punta del sistema. Esatto, Capito? esatto. Quello gli dà un ruolo, capito, molto più alto. Oggi partiamo da una base troppo bassa, per cui anche la punta ha un prezzo basso. Sì, Non so se mi spiego. è vero. Bisogna alzare tutto. Sì, sì. E si alza tutto quando facciamo un prodotto insieme, che ha un nome e che facciamo parlare il mondo di questo. Interessante. E credo che la strada è sicura che funziona. Guarda, questa io ho una convinzione assoluta, ma è garantito che noi porteremo qui, e se facciamo un lavoro del genere, un sacco di gente che viene a capire il prodotto, perché non è copiabile poi. Infatti. Dobbiamo fare un po' di full disclosure qua, perché forse non tanti sanno che tu sei il presidente del consorzio dei consorzi. Cosa è esattamente il tuo titolo, il tuo ruolo lì? Presidente di? Sì, noi abbiamo un consorzio di secondo grado che è fatto da tutti i consorzi esistenti in Friuli Venezia Giulia, che si chiama oggi Unidoc. Unidoc, ok. Unione delle DOC, diciamo, della regione Friuli Venezia Giulia, di tutti i consorzi esistenti, diciamo classici, al di fuori di quello che è il consorzio del Prosecco, che è fuori, e diciamo il consorzio del Pinot Grigio delle Venezie. Tutti gli altri consorzi esistenti sono all'interno di Unidoc regionale. Unidoc, ok. Diciamo che il mio intervento in questo momento, però, io sai che ho un passato, ho fatto 2 mandati da presidente Colli Orientali, Anche, sono sì. tuttora in Consiglio Colli Orientali. In questo momento questo ragionamento qui è perché tendenzialmente io credo che lo sviluppo che c'è stato negli ultimi 10-15 anni ha portato che la pianura oggi è già a posto. Il ruolo della pianura, di tutta la zona, diciamo, che io definisco di pianura per definire le Grave, l'Ania, la Tisana, buona parte, se vuoi, dell'Aquileia, quei territori lì tendenzialmente sono già centrati i loro obiettivi, perché il loro ruolo è produrre esattamente quello che produce il Friuli Venezia Giulia in monovarietale, tendenzialmente producendo il Pinot Grigio, maggior parte, sai che il 60% della produzione regionale è fatta da Pinot Grigio e Glera e Prosecco. Sì. E questi non hanno sbagliato, cioè funzionano bene perché hanno un rapporto qualità-prezzo centrato, funziona. È la collina che deve cambiare strategia. Ok. Perché mentre fino agli anni 90 aveva avuto un'immagine di un certo tipo, pian piano si è affievolito questo sistema, e oggi secondo me la strada è quella di fare un lavoro degli uvaggi, proprio per staccarsi completamente, perché se vuoi possiamo anche dire che quasi quasi la pianura è cresciuta. È cresciuta coi monovarietali. Nel mondo forse non c'è un grande interesse a comprare dei monovarietali di livello altissimo, se non di qualche azienda particolare, perché c'è qualcuna che ci è riuscita, ma nella media non c'è questo grande interesse, mentre secondo me potrebbe essere un fortissimo interesse a prendere degli uvaggi che rappresentano il territorio, perché li stacchi completamente. E dentro questo organo, questa organizzazione dove sei presidente, ovviamente hai parlato, hai
messo fuori questa idea di questo uvaggio territoriale. Come viene percepito, come viene recepito questo concetto, questa idea nel corpo di Unidoc? Cosa si parla di lì? È positivo? C'è la resistenza? Come c'è il feeling? Perché ovviamente questo è il tuo idea che secondo me è super valido, però è difficile avanzare questa idea senza una sensazione positiva degli altri. Come viene sentito dentro questa organizzazione? Allora, tanto va capito che cos'è il ruolo di Unidoc. Allora, Ok. questo Unidoc oggi rappresenta un sistema in cui noi gestiamo a livello regionale l'assistenza tecnica e quant'altro, e creiamo un sistema anche cerchiamo di collaborare in un sistema di promozione, anche questo a livello di tipo regionale complessivo, cercando di far crescere l'immagine del Friuli nel suo complesso. Il mio intervento legato alla questione dell'uvaggio, diciamo, è territoriale, cioè non è slegato oggi o in questo momento. Non sto parlando come presidente di Unidoc, Ok. ma come consigliere, come ex presidente Colli Orientali e oggi consigliere di Colli Orientali, perché credo che questo è un ruolo, diciamo, di crescita per questi territori dove ho l'azienda io. Cioè Certo, io ho certo. buona parte dell'azienda nei Colli Orientali, ho anche una parte di Isonzo che reputo un'altra zona. Isonzo è una zona, se vogliamo, non saprei come definirla, perché è una zona dove dentro ci sono aziende veramente importantissime. Certo. La qualità è molto alta, ma è di pianura. È un territorio anomalo dove, diciamo, i terreni sono quelli che, diciamo, dopo finito il Collio comincia l'Isonzo, però lì abbiamo aziende veramente fra le più importanti che sono in Friuli Venezia Giulia, che sono riusciti a lavorare. Io ritengo che esiste questo territorio ad alta vocazione viticola che sicuramente prende i Colli Orientali, il Collio, ma pur essendo in pianura l'Isonzo è un altro territorio che ha una bella vocazione importante, insomma, no? Dal punto di vista così. Però questo ruolo secondo me del concetto di portare avanti l'uvaggio, credo che bisogna partire sicuramente io in questo momento intanto dico Colli Orientali, poi questa mia Ok. idea, se è di portarlo magari anche possibilmente in Collio, non sarà molto semplice, ma era per dire, mi piaceva, capito, Colli Orientali, Collio e Berda, che avessero una cosa simile, perché potrebbe diventare anche a livello promozionale di territorio che uno dal mondo viene e ha la zona dove si prende uno dei più, perché secondo me un uvaggio fatto così può diventare uno dei più grandi, forse il più grande bianco al mondo, Certo. perché veramente escono a livelli altissimi. Io non sto vedendo cosa fare, ma l'idea è se noi oggi prendiamo e facciamo una degustazione solo di uvaggi, credo che escono punteggi altissimi nella media dell'uvaggio fatto in questi territori. Come ti ho detto prima, il risultato già c'è Sì. dalle cose, ma per me sfonderemo un sistema, andremo veramente a posizionarci a livelli altissimi con una cosa di questo tipo. Non hanno già provato di fare un tipo di bianco in Collio? No, io ricordo che sono stato anche convocato di una presentazione di questo concetto di fare proprio Friulano Malvasia Ribolla Gialla, Sì. o Ribolla Gialla Friulano Malvasia, forse per loro era 50% Malvasia, Ribolla Gialla, o non ricordo, però No, la base anche per loro è sempre era friulano. sempre stato friulano. Sì, friulano okay. E allora è stato provato lì, però dopo quello l'ho sentito pochissimo di questo. No, stanno andando avanti. Stanno andando avanti? Hanno fatto una piccola associazione. Okay. Diciamo che lì io non sono d'accordo di più di quello che hanno cominciato a fare. Adesso sono in un gruppetto di ragazzi, che si sono messi assieme, e mi pare che sono 7-8 aziende. Okay. E il vino loro tendenzialmente hanno fatto un'etichetta uguali, con una scritta Collio in un certo modo, l'han chiamato Collio. Ho un piccolo dubbio, ho detto prima che secondo me il nome è poco importante. L'idea loro era di dire lo chiamiamo col nome del territorio, no? Però il problema è che è lo stesso nome della denominazione. Esatto. E potrebbe creare un po' di confusione, per cui io preferirei che ci sia un nome
diciamo, Diverso. leggermente diverso, Ok. che dia un ruolo. Allora, è chiaro che se tu riuscissi a dargli un nome territoriale slegato dalla denominazione sarebbe meglio, ma se non si trova credo che è meno importante, insomma, perché chiaramente sappiamo, no, che in Italia chi ha funzionato. Barolo ha funzionato molto bene, Brunello del Montalcino ha funzionato molto bene, ma ad esempio l'esempio dell'Amarone non mi risulta che sia un nome territoriale. No. Per cui Però Amarone di Valpolicella allora è collegato un pochino, almeno. sì, però mediamente tu lo chiami Amarone. Amarone, Sì, esatto. capito? Cioè, Sì, sì. per cui credo che se troviamo un nome non è un grande problema. Io sarei più dell'idea di dargli un nome slegato, perché il rischio è: ma cos'è sto Collio? Cioè, nel senso che non riesci a dargli una definizione precisa. Cioè, Esatto, crei perché un po' di... si vede il Collio su questa bottiglia, però si vede il Collio anche su una bottiglia di Friulano, di Merlot, di qualcosa, allora Capito? Questo, ha perso un po' ecco, il suo l'unico unicità. esatto. Il dubbio che ho è questo. Il resto, il gruppo che si è trovato, che hanno fatto sto lavoro, secondo me va bene, perché diventa una strada da percorrere, per cui bravi, ma quel dubbio io gliel'ho già posto, ne abbiamo già parlato, eravamo a un incontro anche a Bologna pochi giorni fa, per cui però va bene, concettualmente è positivo. Però io gli darei un nome, capito, un nome più tendenzialmente mirato a questo concetto, ecco, che si sleghi dal fatto che è un po' quello che ci è successo, se vogliamo, tendenzialmente, no, lì è diverso, ma fra virgolette c'è un po' di somiglianza al problema che ho avuto col friulano. Io mi ricordo era un evento proprio con Code Orientali a Monaco, e abbiamo fatto un evento col gruppo che fa il Festival di Merano, e siccome eravamo l'unico consorzio esistente, l'incontro con la stampa ha voluto usare solo i vini Code Orientali, perché era un incontro nazionale, no, con tutte le aziende italiane. Però noi eravamo l'unico consorzio esistente, allora ho detto i vini per l'incontro con la stampa erano solo nostri. E ho questa bella così esperienza vissuta che c'era il sommelier tedesco lì dietro al banco, e aveva chiaramente dentro del friulano, Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay, la maggior parte, quasi tutti vini bianchi, no? Nella boule, capito? Una boule enorme, tutti questi vini. Arriva un signore e gli chiede un friulano. E questo gli dice: ma mi deve dire che cosa? Dice, perché qua sono tutti friulani. E questo dice: no, ma io voglio un friulano, dice, no? E questo continua a dirgli: ma sì, ha detto, ma questi sono tutti friulani. Ma dentro c'erano di tutte le varietà, no? Esatto. Questo continuava a non capire che esiste il friulano, non so se mi spiego. Come vitigno, Come vitigno, vino, capito? sì. Per cui era per fare una battuta che ti fa capire che non sempre è facile quando tu non differenzi le cose, non gli dai un ruolo. Sì, capito? esatto. Friulano è un po' un aggettivo sostantivato, un po' questo, per cui non è più toccai friulano. Se uno andava lì e gli chiedeva un toccai friulano, che purtroppo non si può scrivere, un toccai, esatto. era chiarissima la faccenda. Esatto, no, era inconfondibile. Questo qua 3-4 volte. Poi a un certo punto quello ha dovuto dirgli: dammi questa bottiglia qua, perché questo non voleva dargli indicare niente. con la dita esattamente quale bottiglia. È sempre, per me è sempre stato il grande problema di friulano. C'è positivo o negativo di tutto. Ma chiaro. Però quando l'hanno cambiato quel nome lì da Toccai Friulano a Friulano, ha detto bene, almeno c'è un po' di attenzione sul territorio. Però io ricordo andando in giro a vendere Friulano, le persone mi dicono: ok, Friulano, ma che tipo di uva? No, allora, Friulano, ma sì, lo so di dove viene, ma che tipo di uva? no, lì guarda, alla fine molto probabilmente bisognava metterci vicino. Secondo me, se noi l'avessimo chiamato e che Friulano bianco non scorre, no? Ma faccio un esempio, Furlan Blanc, avevi chiaro che era un vino. Ok. Cioè, avevi definito che era un vino, no? Cioè, sì. Cioè, davi la definizione che era come dire Sauvignon Blanc, no? Tu li mettevi vicino a un qualcosa che dichiaravi che a quel punto non era più un aggettivo sostantivato, ma era il prodotto. Cioè, Sì. forse questo è stato perché era fare le alternative, no? Fra alternative certo. c'era il Furlan, sì. Io ricordo che c'era come si chiamava quello che ha scritto il libro? Fred Plotkin. Fred Plotkin, esatto, che voleva fare il Furlan. Ma sicuro, Furlan Blanc per me era perfetto, perché
Furlan lui proprio aveva dichiarato, è una delle parole più facili anche da pronunciare, Per gli americani molto più soprattutto. facile del friulano. Esatto. E Blanc è conosciuto in tutto il mondo. Esatto. Furlan Blanc gli davi l'energia, gli davi l'identità. Cioè, Interessante. per cui a me è andata così, insomma, non credo che oggi pensiamo di cambiarlo. Non penso, insomma, sì, sai, però nella realtà io sono convinto che gli davamo molto più identità, perché lo facevi diventare vino, cioè lo facevi diventare prodotto diretto, non più un qualcosa un po' più così, più fumoso. Ecco, il stesso dubbio che ho è sul concetto di questo vino Collio, capito? Il vino Collio, di cosa parliamo? Cioè, capito? L'unico dubbio che ho è quello. Esatto. E poi userei più il concetto dell'Amarone, cioè mettiamoci un nome, capito? E dopo diventa quello per tutti. Esatto, e quello lì potrebbe diventare, sì. Io direi che intanto io spero che partiamo nei codi orientali, no? Se quelli orientali parte, poi magari ci ragioniamo insieme, vediamo. E dopo si comincia a trascinare anche degli Io già un po' altri di anni dentro. che ne parlo di questo, adesso sembra che ne ho parlato negli ultimi consigli con i ragazzi, sembra che più di qualcuno comincia a dire che la cosa potrebbe essere interessante. Io credo che è talmente lampante questa storia che è un peccato non portarla avanti. Secondo me è un bel concetto. Io sono sempre stato molto favorevole ai uvaggi quando sono arrivato qui in Friuli, e il concetto era sempre che i vini top, i vini più importanti erano gli uvaggi, e i vini monovitini erano quelli più semplici che si vende in osteria, qualcosa così, si vende un tokai così, però invece i vini che erano la top di gamma erano sempre questo uvaggio, questo nome di fantasia che rappresentava non un vitigno ma un territorio o un stile di un produttore, e non si parla di un vitigno, si parla di un vino, punto. No. Molto interessante. Questa conversazione ha preso una piega che non ho aspettato, Adriano. Era molto ma molto bello, mi piace tantissimo, però non voglio lasciare, perché siamo quasi qui a 50 minuti, di non parlare un po' di più della tua azienda, no? Perché forse parlando di questo si può parlare un po' di più di questo nuovo uvaggio che ha detto che si chiama Sartoriale. Sì, il nuovo nome sarà Sartoriale. Sartoriale, che prima era Friulano and Friends. Esatto, era Storico and Friends. Storico and Friends, ok. Allora hai fatto questo cambiamento. Allora questo è il tuo proprio passo verso questa idea. Allora sarebbe sempre Friulano, Malvasia e Ribolla questo vino? Ok. Chiaro. Io ho notato che in particolar modo, allora, io questo uvaggio non lo faccio con gli orientali perché per un semplice motivo che siccome io sono tendenzialmente ligio a tutte le cose corrette che faccio in azienda, e la Malvasia che produco è Isonzo. Io ho 3 vigneti in Isonzo, tutti e 3 che hanno una trentina d'anni, e faccio una Malvasia abbastanza importante, dove il consumo mondiale su 6 anni ho vinto 4 medaglie d'oro, 2 d'argento, e adesso ho appena mandato proprio questi giorni qui, l'ultimo è il 2021, che credo che anche questo dovrebbe andare molto bene e mi dà risultati molto interessanti. Quello che ho notato è che quando prendo il Friulano e la Malvasia, li bevo per conto suo, sono 2 grandi vini. Quando li metto assieme diventano eccezionali. Per cui io ho questa convinzione che il Friulano e la Malvasia in particolare, senza nulla togliere alla Ribolla, che diventa secondo me, nel mio caso, perché ho detto prima che ci sono grandi vini fatti da Friulano e Ribolla, dipende anche dove si trovano, come sono. Nel mio caso io ho notato che quando metto insieme una percentuale circa di 2 parti di Friulano e 1 parte di Malvasia, più o meno, perché poi sai, conta poco lì la differenza della virgola, poi la trovi, la vedi. Perché l'ho chiamato sartoriale? Perché potrebbe essere che un anno metti 5% più in uno, 5% meno dell'altro, in base un po' anche come sono si sono strutturate le varietà. Ma anche questa è la bellezza degli uvaggi, anche perché hai questa flessibilità. Esattamente, perché le varietà non sempre, diciamo, si comportano alla stessa maniera ogni anno. Cioè, un anno diciamo, si sviluppa un po' meglio il Tokai, un anno meglio la Malvasia. Allora, questo, per quello che ho notato, che più o meno con 2 parti di Friulano e di Malvasia, tu assaggi il vino messo insieme
quasi sempre ha un po' di punti in più dei 2 vini che tu assaggi, che pure sono di livello elevato, perché, gli assaggi secondo me, se tu hai 90 punti nei 2 vini di base, arrivi a 92, 93 sul taglio. Ok. Questo è un po' quasi sistematico nelle degustazioni che ho fatto. Per cui per me sono 2 prodotti che insieme veramente danno un qualcosa di eccezionale. La ribolla, dal mio punto di vista, di quello che ho fatto io, è un qualcosa che gli dà, un po' di snellezza e quasi profondità. Non so perché la ribolla, se vogliamo, è un vino snello, no, un vino Sì, facile. non è un vino che ha tantissima profondità a parte di Ecco, Macerati. in questo sistema messo assieme con Malvasia e Friulano, questo vino diventa molto lungo, cioè messo assieme con loro 2, che sono delle potenze, almeno nel mio caso, un po' di ribolla gli dà questa lunghezza e anche questa, se vuoi, sai che la ribolla ha sempre un po' di acidità in più, no, diventa un vino veramente di una bellezza incredibile, che viene fuori e ti dà, il concetto è un po' simile, che molto spesso, chiaro che non puoi fare di un'erba un fascio, ma mediamente, che mettendo assieme delle cose buone, molto spesso hai risultati che poi nella somma non è proprio una somma normale, ma diventa una somma che tende a svilupparsi qualcosa in più. Questa è un po' Esatto. l'esperienza che ho avuto in questi anni, in tutte le degustazioni che ho fatto, e il risultato tendenzialmente da questo sistema. Ma quando io almeno il mio percezione, perché tutti questi 2 vini, Tokai e Malvasia, mi piace tantissimo, da soli. Però l'unica cosa che viene in mente per me, e voglio che tu mi correggi, che quando penso di questi 2 vini, penso di 2 vini molto potenti, vini che hanno tanto corpo, tanto, forse anche tanto alcol, un livello di alcol abbastanza importante, e forse diciamo poco freschezza, no? Che secondo me forse il mercato sta sempre cercando più freschezza, più semplicità, invece stiamo parlando di 2 vini potentissimi. Però sbaglio, forse c'è qualcosa che quando si mette insieme questi 2 che viene fuori qualcosa diversa. Come si può, non lo so, capire bene che il vino non diventerà un vino troppo pesante, potente, qualcosa così. No, no, Spiegami. è proprio questo la differenza, La bellezza? perché la differenza aumenta, quasi la piacevolezza, la cosa, ma il vino tendenzialmente diventa più snello, cioè quando sono messi Quando si assieme mette insieme diventano più snelli, cioè, e dopo si butta dentro un po' di ribolla solo per dare un po' più esatto, tendono a diventare vini ah, insieme. ma più snelli. Cioè, questa è Interessante. l'esperienza che ho sul mio viaggio che faccio, è sistematico, che mentre io, sai, bevi anche lo storico, tu entra è una bomba, no, cioè la senti, questa Certo, sì, esplosione, 'sta potenza, no, certo, tu fai l'uvaggio, la Malvasia anche è una Malvasia che è complessa, potente. certo. Tu fai metti l'uvaggio, essenzialmente, ti arriva un vino leggermente più snello, non ha questa esplosione, è come se lo comprimesse un po', lo fa diventare più lungo. Cioè, e con questa parte finale leggermente più acida, che secondo me è veramente un vino che sta andando, se vogliamo, verso il mercato. Ma questi giorni ho partecipato a un incontro in cui c'erano 3 esponenti a livello mondiale che parlavano di evoluzione del futuro. E gli è stata fatta quella domanda che hai fatto tu, cioè, se è vero che il mercato, sta richiedendo vini sempre più snelli e quant'altro. Uno di questi, che, io non ricordo bene il nome, ma è l'unico master wine che abbiamo in Italia, per cui basta che andate a cercare e sapete come si chiama. Okay. Praticamente lui dice che secondo lui conta di più, e qui torna il concetto mia di prima, in particolare sui grandi vini, il concetto territoriale. Capito perché io dico bisogna che facciamo l'uvaggio? Cioè, la risposta di questo, che non è proprio l'ultimo arrivato, è da anni che lavora sui mercati di questo tipo, lui dice tendenzialmente ho l'idea che sui vini importanti quello che conterà sempre di più sarà un concetto territoriale. Allora il concetto territoriale fatto con gli internazionali
è difficilissimo da spiegare. Cioè devi arrovellarti sopra. Se invece tu fai un uvaggio legato a quel territorio, tendenzialmente quello è molto più funzionale. Bello, bello, bello. Adriano, c'era qualcosa che non ti ho chiesto che volevi dire? Qualcosa che ho dimenticato di chiederti? Io chiedo sempre ai miei ospiti di esprimersi perché potrebbe essere che volevi esprimere qualcosa che non ti ho chiesto. Allora, sai che io siccome ho fatto molte, mi è capitato di avere tutta una serie di queste presenze, molto spesso parlo molto poco della mia azienda, tendo a parlare molto Infatti più l'abbiamo fatto oggi. di concetti, diciamo, complessivi generali. Un paio di passaggi veloci su quello che è, diciamo, Dalla tua azienda proprio. esatto, ma Bravo. dei motivi. Allora, Motivi. io avevo, tu mi hai chiesto all'inizio, no? Io avevo questa passione di fare un altro mestiere. Avevo altre due passioni, uno era il mondo femminile e l'altro era il ballo. E io ho ballato tanto nella vita e ho pensato di fare i vini che assomigliano a una coppia che balla. Ah, Per cui i vini che hanno eleganza, questo è lo stile della mia azienda, per chi assaggia i miei vini è un po' questo. Io evito sui vini, raramente faccio macerazioni, uso pochissimo legno, se non ho solo lo Chardonnay che lo faccio quel sistema lì. Tutto il mio modo di lavorare è lavorare sul frutto e lavorare su dei vini eleganti che si bevono. Questo cercando di potenziare le uve e in cantina di lavorare, diciamo, meno possibile. Questo è un po' il sistema generale. Negli ultimi anni credo di essere cresciuto fortemente anche sui rossi. Anche lì da circa 15 anni che lavoriamo sui vigneti, perché il rosso secondo me ancora di più del bianco conta tantissimo, diciamo, l'uva che porti a casa, perché lì hai poco da lavorarci, mentre sul bianco c'è anche un po' di tecnologia, di attenzione su quello che devi fare, insomma, ma qualche vino è più complicato, vedi Sauvignon che è più difficile, devi un po' stare attento di non sbagliare, che ti sei portato delle uve eccezionali, poi ti trovi. E sul rosso conta ancora di più quello che anche lì, faccio un esempio, per dire, io faccio, diciamo, 5 rossi, tendo a lavorare anche lì col legno in maniera abbastanza delicata, tranne che su un Merlot Reserve che faccio è il pignolo. Per farlo diventare, come dico io, elegante, esco 10 anni, ad esempio. esatto. Allora questo è tutto il meccanismo che ho usato in azienda, è una cosa di cui sono stato molto felice, è stato che già 20 anni fa c'era, ad esempio, la guida dell'Espresso che dava la stella all'azienda perché faceva tutti i vini di qualità molto alta. Ok. Al di là del fatto di fare un vino di punta, quello che è, che può essere uno o l'altro, però scriveva che sono un riferimento territoriale per tutti i vini che produco. Infatti. E questo è un po' il mio pensiero, perché io ho sempre pensato che i vini tendenzialmente sono tutti figli miei, diciamo figli del territorio, figli della mia terra, e ho sempre dedicato un po' a tutti la stessa. Non è perché il friulano mi viene meglio, non ho dedicato agli altri il giusto valore. E poi chiaramente qualcuno ti viene un po' di più, ma proprio perché sono piantati nel posto più giusto e hanno trovato tutta una serie di coincidenze. Allora esistono dei vini che diventano più importanti, vedete nel caso del mio storico, il Pignolo, diciamo negli ultimi tempi ho avuto una forte crescita del Pinot Grigio, ad esempio, come qualità, e negli ultimi anni non so se è legato all'età delle viti, questo sto ancora valutando. Ma l'idea che ho è che anche sono ormai 10 anni che ho eliminato diserbi, cambiato, e io credo che tutto questo lavoro fatto in campagna, e la campagna è molto lenta, stia cominciando a dare crescita di risultati anche su dei vitigni che erano meno importanti, Ok. proprio perché sta crescendo la qualità dei terreni. Cioè, i terreni lavorati in un certo modo, ma sappiamo che non basta 1, 2, 3, 4 anni, ci vogliono 10, 15, 20 anni a lavorare in un certo modo per migliorare, perché t'ho detto prima che alla base
sta il terreno. Esatto, Cioè, sì, hai detto che non c'è alternativa. sì, il vigneto e vitigno è meno importante Esatto. del suolo dove si nasce. Poi io ho un'età media dei vigneti di 40 anni, Ok. non è che sono contro questo, però Sì, tendenzialmente reputo un po' meno importante quello rispetto a quello che è il terreno. Per il cui io terreno. credo che il fatto che sono parecchi anni che tra l'altro il progetto con le orientali, il progetto prima che avevo fatto con per le uve, e oggi in biologico, cioè tutto questo meccanismo porta a un miglioramento dei terreni e a avere un sistema più naturale, diciamo, che tende a migliorare la qualità delle uve, e quella è la strada, diciamo, per crescere, insomma. Cioè, tu lavori in biologico allora? Sì, sì, Sì. quest'anno, diciamo il 2023 sarà la prima vendemmia. Ho fatto 3 anni di conversione, ma venivo da 12, 13 anni di sostenibile però. Ok. Per Cioè, cui sì, non erano cose nato ieri. no, non è fatto, non è che l'ho fatto per, ho detto no, ero arrivato praticamente che lavoravo già in biologico tendenzialmente, e ho detto: "Tanto vale che faccio biologico, dopo se useremo, non useremo, non so, ma penso probabilmente userò, almeno sono tutta una serie di varietà. Se c'è, non vale la pena non scriverlo, insomma, ecco. Probabilmente andrò a fare tutta una serie di vini a con la definizione di biologico. Se sei certificato non vale la pena non farlo, insomma, ecco. Allora, lavori con dei bianchi, ovviamente l'abbiamo parlato di Friulano, l'abbiamo parlato di Malvasia, Ribolla Gialla, Pinot Grigio, c'è un altro che So l'abbiamo, Chardonnay l'abbiamo detto, Chardonnay sì, è l'unico che faccio in legno, e Sauvignon Blanc. e Sauvignon Blanc, E ok. poi E faccio dove? e poi faccio l'uvaggio, l'uvaggio fatto di Friulana, Malvasia e Ribolla. Ok, e dopo i rossi abbiamo Che poi Refosco, poi ho i due dolci, chiamo Verduzzo e Piccoli. ok, E Verduzzo e poi Piccoli, di rossi ho Refosco, l'unico che faccio solo acciaio è Cabernet Franc, ok, cercando di maturare le uve il più possibili per evitare che prenda la parte erbacea, mhm, per cui cerchiamo di spingere più forte la maturazione più avanti possibile, tanto che la gestione alcolica di Cabernet non va mai verso l'alto, considerando che quasi tutto è Carmenère, cioè non abbiamo Cabernet Franc francese. In Friuli sai ok, che la maggior parte le maggior parte sì, è è quasi tutto Carmenere, sì, Carmenère. sì, sì, Allora lì io cerco di maturare le uve molto spinte, di modo che perdo abbastanza quella parte di erbaceo, diventa un vino un po' più elegante, insomma, no? ok, Poi ho il vino classico che è il Merlot, di cui ho 2 zone, una zona di vigneti che hanno più di 50 anni, che faccio la linea classica, ok, e vignete un po' più giovane, ma che è su Marna Pura, che è vicino dove faccio il Pignolo dello Storico, che faccio Merlot Riserva. ok, Ehm E lì faccio codone speronato, anche lì le potature un po' diverse rispetto, per avere una produzione più centrata, per fare una qualità un po' più spinta. Poi ho Refosco, ok, ehm, classico, lì Refosco e Merlot faccio 50% legno, 50 acciaio su quello classico, mm, mentre in riserva fa tutto legno. E Schioppettino che fa, lì ho vigneti bon che hanno una trentina d'anni ok, circa. Sullo Schioppettino, faccio 100% legno per circa 1 anno e qualcosa, 1 anno e un po' di mesi. E il il Pignolo che Pignolo, fa 3 anni in legno, 1 anno poi in assemblaggio assieme in acciaio, poi vado in bottiglia e sto in bottiglia in 4 anni, ok, Poi faccio una cosa invece in isonzo, ok, molto interessante, ho piantato quasi 2 ettari di Schioppettino dove faccio spumante. ah, Faccio uno spumante da Schioppettino sfumate che di è molto Schioppettino, interessante, cioè un ah. prodotto che viene di una precisione assoluta, con indici chimici spettacolari, Ma proprio da champagne. come mai hai pensato di Schioppettino per un spumante? Perché Eh, sembra l'unica, io non conosco no, nessun altro produttore adesso che fa. boh, adesso c'è uno che fa un metodo classico, che è le Generali, che fa Okay, qualche bottiglia, e poi qualcuno che dopo io sono stato il primo a farlo 15 anni fa. Deriva dal fatto che nel 2001 siamo andati, io ero già, ero vicepresidente con l'Hotel Colli Orientali, abbiamo fatto un corso a Montalcino con Roberto Cipresso, okay, in 23 aziende, siamo andati giù, abbiam fatto 1 settimana, facevamo 5 ore di scuola la mattina, poi si andava in giro, e una sera ero a cena con lui e lui mi dice, Adriano, "Ma perché", disse, "state pensando di fare dello Schioppettino un vino strutturato?" Fa, no?
che erano gli anni in cui anche a Prepotto qualcuno faceva passiture, cose per poterlo far diventare. Ma non si può, ha detto, no, perché lo schioppettino, dice, è il Pinot Nero del Friuli. Esatto. E a me sta roba mi è sempre rimasta in testa. Cioè, quando ho pensato di farlo spumante, ho detto, voglio farlo con un prodotto autoctono. Ok. Con cosa lo faccio? Dico, se lo schioppettino è il Pinot Nero del Friuli, io facevo già un po' di schioppettino. Ecco. E le analisi che avevo mi facevano capire che si avvicinava al sistema, perché ha tannicità bassa, Interessante, gradazione ok. alcolica limitata, Acidità giusta. acidità buona, per cui ho preso, ho detto bene, quella volta avevo da fare investimenti qui, ma non trovavo terreni, ho trovato un po' di terreni in Isonzo, che tra l'altro là la tannicità è tendenzialmente più bassa, perché se tu prendi un Merlot isontino, un Merlot con gli orientali, devi un montagnino molto più verticale, per cui secondo me per lo spumante è meglio avere meno tannino per un rosso. Ho piantato quasi 2 ettari di schioppettino e lì faccio spumante. E ti dico, dal punto di vista chimico è una precisione assoluta. Cioè, Bello. e difatti io 15 anni che lo faccio, non ho mai sbagliato uno. Faccio 6 mesi di autoclave per adesso. Partirò a fare un metodo classico, ma ho qualche dubbio perché vado un pelo a stravolgere questo prodotto che viene fuori con un'eleganza incredibile, e i 6 mesi è già un prodotto che ha una certa qualità. La cosa che è strana che ho notato è stata questa, che da 6 anni faccio anche la ribolla gialla spumante, Mhm. tutte e 2 faccio 6 mesi di autoclave, nello stesso posto, con le stesse quantità, cui stessa dimensione, perché conta anche la Esatto. dimensione. Io faccio 50 ettolitri alla volta, Ok. è praticamente tutto uguale. La bolla che io la chiamo prima nera, perché non si può chiamare purtroppo ribolla nera, perché è Ok, sì. proibito dalla legge. Sì. E allora io la chiamo prima nera, da uva schioppettino, che Ok. è perfettamente in regola, e la bolla della prima nera è più sottile della ribolla gialla, il che vuol dire che anche la bolla è legata alla varietà, Al varietà, al vitigno. perché altrimenti non potrebbe essere che ogni anno è così. Infatti, perché è fatto nello stesso posto, nel Tutto stesso... uguale, Tutto tutto uguale. identico, e Però... sistematicamente la prima nera ha bello. questa bolla più fine, elegante, così un prodotto veramente che piace tantissimo, un prodotto che... Hai leggermente rosato Sì, questo? sì, io lo faccio Ok. io riempio le presse, lascio qualche ora, prende giusto un rosato stile francese, molto scarico, sì, Bello. non un rosato carico, un rosato proprio molto fine, ecco, diciamo, giusto. La mia idea era che si capisca che deriva da un'uva rossa, insomma, cioè si può fare anche un Blanc de Noir, no? Ok. Non è proibito, ma tendenzialmente sì, la mia logica era quella di che si capisca che deriva da un'uva rossa, e Bello. viene molto bene. Guarda, è un prodotto che piace tantissimo, un prodotto di grandissimo equilibrio, proprio bello, naso, bocca, proprio di una precisione assoluta. E dico, i dati chimici sono 3 di pH, 650 di acidità, cioè tutti i dati da spumante perfetto, insomma. Mi piace tantissimo perché parlando con te e della tua filosofia, che è una filosofia abbastanza, diciamo, semplice, non fai tantissime elaborazioni dei tuoi vini, no? Tu hai questa filosofia di interviene meno possibile, Chiaro. lasciare il vino esprimersi nel suo modo, trovare il modo giusto per farlo, però non manipolare un po' troppo le cose. Però con questo sistema tu, come hai detto prima, sei un referente per tantissimi diversi tipi di vini. Tutti i tuoi vini sono di altissimo livello e vuol dire che ogni tanto dobbiamo un po' lasciare la natura fare il suo lavoro e noi dobbiamo solo guidare questi prodotti in un certo direzione, un certo di custodire il sviluppo del vino invece di forzare questo vino dentro una stampa o dentro un sistema per creare un prodotto. Che il vino deve produrre praticamente se stesso, giusto? È il concetto di 2 persone che si mettono A attaccati ballare. e girano a tempo di musica. Cioè, è molto Esatto. semplice. Tu senti la musica che gira e tu ti muovi. Cioè, io quello che voglio fare è la bacca, produrre una bacca migliore possibile, e questa che in maniera molto più semplice possibile riesce a trasformarsi e fare diciamo un vino di qualità.
esatto. Allora devi sapere come muovere, no? Come, ok, per gestire la coppia, però anche il tuo partner deve muovere È con te chiaro. e tu In devi sintonia. muovere con lei. Una Ovvio. sintonia che Esatto. si sente insieme alla Senza musica. traumi, Senza traumi, però perché insieme si fa delle belle cose. sono due modi. Ho un ricordo di una ragazza con cui sono stato assieme, che lei era insegnante ISEF, e mi diceva che uno degli sport più terribili è il calcio, no, perché ha traumi, affari, cose, mentre la mia teoria di far vino è il ballo. Non so se hai Ok, capito. Concettualmente il ballo non ha mai traumi, perché tu ti muovi a tempo di musica, non hai salti. Poi il fatto che stai assieme a un'altra persona, poi cui mentre balli puoi dialogare, puoi raccontarti qualcosa, ed è veramente un qualcosa che ti fa star bene. Ecco, io quello che voglio fare è far star bene le uve senza traumatizzarle. Cioè ok, questo è un modo semplice, diciamo, di un modo di pensiero. Io ho un grande rispetto di chi attua sistemi diversi, non sono uno che contesto, perché credo che ognuno di noi ha dei pensieri. Il mio certo. pensiero è questo, a me piace così perché faccio questi vini che secondo me è una delle cose più belle che mi dicono i miei clienti, che raramente nella mia bottiglia rimane sul tavolo, perché quasi sempre viene finita, proprio perché sono vini che hanno una salvevolezza molto alta. Ed è Mm, un po' quello che è la mia teoria, insomma, di vini che hanno un certo carattere, ma che si bevono anche, diciamo, con facilità. certo, certo. Allora, una domanda sul ballo. Che cos'è quel canzone? Perché tu fai ballo liscio, giusto? Sì, la maggior La parte, maggior anche se parte. ho fatto, diciamo, io ho fatto parte, ho fatto un periodo di un 3-4 anni che io ho fatto molto boogie, ho fatto Oh, un po' ok. ho fatto poco tempo di acrobatico, Ok, però facevamo una squadra di boogie, lì ho girato tantissimo, per bello. cui per me, diciamo, il ballo in cui mi entusiasma di più è quando, diciamo, sento canzoni sullo stile del rock and roll, dei sistemi Ok. del genere, insomma, capito? Io la Priestley mi piace, insomma, Oh, ecco. ok. Perché volevo chiedere che cos'è il canzone che quando lo senti devi alzare, devi andare fuori sulla pista e ballare. Che cos'è quel canzone che ti muove? Ma allora ti devo dire che è una cosa un po' anomala, no, Ah, cioè tendenzialmente a me mi piace, il tutto. Cioè, una delle cose che io ho sofferto, ad esempio, è stato dopo 20, 25 anni che andavo a ballare, a un certo punto è uscito il salsa merengue, ed è stato il primo. È stato il momento in cui ha spaccato i sistemi. Mentre prima uscivano altri balli, duravano 1 anno o 2 e si son fermati, questi sono diventati monoballi, cioè nel senso si sono create le zone da ballo così, e io abituato a cambiare ballo di continuo, perché nel nostro ah, modo di ballare, noi si andava a ballare, tu fai 1, 2 al massimo, poi si cambia, tu fai un po', non so, un tango, una mazurka, un valzer, un foxtrot e avanti, no, e cambi di continuo. Il mio ok, modo di pensiero è il cambio continuo. Cioè, io quello di mettermi lì e ballare quella è sempre quella non mi piace. Cioè, ok, io ho bisogno di cambiare continuamente tipo di ballo. Siccome mm, mi piace ballare tutto, ok, per cui non ho un qualcosa di particolar modo, posso essere più portato, come dicevo, siccome ho fatto tanto tempo boogie, io quando, sento una roba del genere anche quando sono sul trattore che sento, mi carburo, voglio dire, quando sento queste, bello, ma che sono balli un pochino più, diciamo, più decisi. Ma per me il ballo liscio mi piace tutto, proprio perché eleganza, e portamento, e stare insieme, e muoversi, cioè è un qualcosa che mi dà veramente, come posso dire, mi dà serenità, no, cioè il ballo per me è serenità assoluta, cioè perché chi va a ballare non è incazzato, no, perché se no non ci va. ok, Tu vai e condividi, stai assieme. Mi piace il ballo di coppia, cioè io ballare da solo, che ogni tanto abbiamo qualche ballo che si balla da solo, no, cui però a me piace stare, cioè sentire attaccato, il contatto umano, certo, e stare assieme, che è visto nel sistema ballo, non in un sistema di pensiero di andare a caccia o robe del genere, ok, proprio ballando. Ballando è una serenità assoluta. Io quando, tuttora quando posso mi fermo a ballare, anche quando sono in giro un paio d'ore, e vado a casa che sono di una serenità assoluta, proprio perché hai fatto movimento, sei stato bene e ti dà serenità. E questo credo che è un qualcosa, il ballo secondo me è un qualcosa che ti mantiene giovane, ti fa star bene psicologicamente, è una cosa micidiale.
non posso dire, non è mai traumatico e fai chilometri, cioè tu balli È 2, vero. 2-3 ore, noi non balliamo stando fermi, andiamo Certo. andiamo via viaggiando, Sì, insomma, no, sì. esatto. Fai molti chilometri e è quasi aerobico, cioè nel senso fa un bene della Madonna, guarda, io consiglio a tutti, il ballo secondo me è uno degli sport più belli che esistano, proprio perché, lo vivi con serenità, stai insieme alle persone, è un qualcosa che veramente ti dà un qualcosa nella vita. E si vede che dopo 50 vendemmie sei ancora in gran forma e si vede, secondo me, questo è colpa del ballo che ti tiene, come hai detto, ti tiene giovane. Ti sei dimenticato di una cosa, Cosa? che io tendenzialmente per me quando si va a ballare comunque sei con chi sei? Con una persona con cui ti Sei piace. sei con tendenzialmente che sia oggi mia moglie, Okay, ma io ballo anche con altre ballerine sì. che sono Se perché stai per me con il le ballo è donne. ballo. Tu stai col mondo femminile, Ah, hai un interscambio, stai bene, si parla, si dialoga, per cui capito. Poi io ho la fortuna di avere, una moglie che balla benissimo, per cui, sono molto contento anche di questo, in cui voglio molto bene, siamo una coppia affiatata, per cui anche siete questo conosciuti proprio sì, ballando? sì, siamo conosciuti ballando, Dai, sì, sì. pensa a te, Sì, sì, pensa a te. no, Bello, è una bella bello. cosa, So che dai. il ballo è molto importante, parli sempre del Eh anche sì, quando ci vediamo per degustazione in giro, parli sempre di questa passione per il ballo che secondo me è bellissimo, ma sì, è bellissimo. un qualcosa di Si vede che fa i un buon io effetto. auguro a tutti, perché per me è una cosa in cui la gente sta bene, Sì, cioè, poi io faccio un mestiere che produco vino, no, però dico: chi balla beve in maniera, ponderata. Perché? ah-ah, Perché se tu bevi le gambe non girano. giusto, Per cui di suo è normale che tu puoi bere una cosa, ma non è che sei per cui stai attento anche su questo, cioè è fai quello giusto. che oggi si raccomanda, insomma, no, oggi noi diciamo cerchiamo di bere bene, ma bere poco, perché questo è il contesto del sistema. Vi posso dire che io che ho girato tanto nel ballo, quasi tutti i ballerini ballano in maniera moderata, scusa, bevono in maniera moderata. Certo, certo, certo. Bene. Adriano, grazie tantissimo per il tuo tempo e per queste grandi storie. Questa è una grandissima puntata. Abbiamo parlato di tante diverse cose, da vino, da territorio, di uvaggi, del tua vita, della storia della tua famiglia. Allora, bellissima puntata. Grazie tantissimo per il tempo dedicato. Grazie a te. Ok, e ci sentiamo. Grazie, Adriano. Ciao.